Salve a tutti, alcuni di voi mi hanno chiesto di preparare un video sui colori delle candele e i loro utilizzi in magia, così ho preparato degli schemi molto chiari e molto semplici per darvi un orientamento iniziale. Tenete presente una cosa, che a meno che non seguiate un culto specifico, una ritualistica specifica, le candele sono una scelta molto personale, quindi seguite sì quello che sto per dirvi, ma sperimentate voi stessi e seguite le vostre sensazioni nell'utilizzo delle candele durante i vostri rituali. Tenete presente anche un altro fatto, che oggi sì, abbiamo una grande varietà di tipi e colori di candele, ma non è sempre stato così. Un tempo le candele venivano fatte con grassi animali o con cera d'api, con cordoni di budello, cordoni di canapa immersi nella pece, quindi non erano così diffuse ovviamente, erano un bene abbastanza prezioso anzi, e sicuramente le streghe che so del Medioevo non avevano questa varietà di colori tra cui scegliere, accendevano un po' quello che capitava. Questo per dirvi che il colore può essere sì importante per la vostra ritualistica, ma non è così tanto importante come molti vogliono far credere. È semplicemente un modo cerimoniale di rapportarsi con le entità e quindi un modo che potete anche imparare a gestire da soli. Comunque adesso io vi do qualche indicazione iniziale secondo un po' quello che penso. Buona visione. Candela nera. Candela planetaria di Saturno, bandisce le influenze negative, esorcizza il malocchio, scaccia gli spiriti nocivi. Si usa in genere per qualsiasi rituale di allontanamento, di difesa o di attacco. Candela marrone. Candela planetaria di Saturno, ottima per la concentrazione, il radicamento e la protezione degli animali. Va bene per tutti i rituali che hanno a che fare con l'elemento terra e la sua energia. Candela grigia. Può essere associata a Saturno, rituali di difesa e liberazione. Neutralizza le influenze negative. Candela argentata. Candela planetaria della Luna. Neutralizza le influenze negative, incoraggia le qualità diplomatiche, è ottima per invocazioni rituali agli dei, alla madre, alla Luna. Candela rossa. Candela planetaria di Marte, si può associare anche a Venere. Rituali di fertilità e amore, passione, forza fisica, coraggio, combattimento. Accresce il potere della volontà. Candela rosa. Utile per tutto ciò che riguarda l'amore puro e l'amicizia. Candela arancio. Può essere associata al sole, stimola l'energia, la creatività, la sensualità, l'amore, l'amicizia. Può sostituire la candela gialla nei rituali dedicati alle entità solari. Candela dorata. Candela planetaria del Sole, richiama le influenze cosmiche positive, protezione, liberazione, purificazione, ottima per invocazioni, dediche e rituali a entità solari e al Dio. Candela gialla, candela planetaria del Sole, rituali di protezione, liberazione, purificazione, vitalità, serenità, onore. Accresce la fiducia in se stessi e il magnetismo, risveglia le qualità nascoste. Candela verde, candela planetaria di Mercurio e di Venere, rituali di fertilità, amore, successo, ambizione positiva, guarigione, fortuna, prosperità, denaro. Annulla gli effetti dell'invidia e dell'avarizia, aiuta a controllare e abolire la gelosia. Candela azzurra, candela planetaria di Giove, pace, gioia, successo, saggezza, tranquillità, armonia. Utile per ciò che riguarda la comunicazione e il lavoro, favorisce la calma interiore. Candela blu, terzo occhio, chiaroveggenza, poteri psichici. Utile per la meditazione e l'introspezione.
Candela viola accresce la chiaroveggenza ed è utile per la meditazione, la divinazione e per le dediche ai propri spiriti guida. Buona anche per guarigione e potere personale. Aiuta a conquistare e conservare l'indipendenza e protegge l'ambiente che ci circonda. Candela bianca, candela planetaria della Luna, utile per i rituali di consacrazione e di dedica, per la divinazione e la chiaroveggenza. Ottima per le purificazioni e come omaggio ai defunti, agli spiriti guida o ad altre entità. La candela bianca, se necessario, può sostituire qualsiasi altro colore in qualsiasi rituale. Riepiloghiamo. Candela nera, Saturno, allontanamento, difesa, attacco, bandisce malocchio, energie e presenze negative, primo chakra. Candela marrone, Saturno, concentrazione, radicamento, protezione degli animali, energie della terra. Candela grigia, Saturno, difesa, liberazione, neutralizza le energie negative. Candela argento, Luna, divinità, madre, qualità diplomatiche, neutralizza le influenze negative. Candela rossa, Marte, Venere, fertilità, amore, passione, forza fisica, coraggio, combattimento, volontà, primo chakra. Candela rosa, amore puro, amicizia, quarto chakra. Candela arancio, Sole, energia, creatività, sensualità, amore, amicizia, entità solari, secondo chakra. Candela oro, Sole, Dio, entità solari, influenze cosmiche positive, protezione, liberazione, purificazione. Candela gialla, Sole, protezione, purificazione, liberazione, vitalità, serenità, onore, fiducia in se stessi, magnetismo, terzo chakra. Candela verde, Mercurio, Venere, fertilità, amore, successo, ambizione, guarigione, fortuna, prosperità, contro invidia e gelosia, quarto chakra. Candela azzurra, Giove, pace, gioia, successo, saggezza, tranquillità, armonia, comunicazione, lavoro, pace interiore, quinto chakra. Candela blu, terzo occhio, chiaroveggenza, poteri psichici, meditazione, introspezione, sesto chakra. Candela viola, chiaroveggenza, meditazione, divinazione, spiriti guida, guarigione, potere personale, protezione ambienti, sesto e settimo chakra. Candela bianca, luna, consacrazione, dedica, divinazione, chiaroveggenza, purificazioni, defunti, spiriti guida, entità, settimo chakra. Dunque, vediamo lo schema delle candele associate ai giorni per i rituali planetari. Il lunedì è associato alla Luna per la guarigione e la purificazione e si utilizzano candele bianche o argentate. Il martedì è associato a Marte per la forza, il coraggio e la guerra e si utilizzano candele rosse. Mercoledì è associato a Mercurio per guarigione e comunicazione e si utilizzano candele verdi o rosse. Giovedì è associato a Giove per successo, fortuna e lavoro e si utilizzano le candele azzurre. Il venerdì è associato a Venere per amore, armonia, bellezza e si utilizzano candele verdi o rosse. Sabato è associato a Saturno per protezione e attacco e si utilizzano candele nere, grigie o marroni. La domenica è associata al Sole per la protezione, la purificazione e la liberazione e si utilizzano candele gialle, arancio o dorate. Bene, questo è tutto per oggi, ci vediamo alla prossima. Ciao!